Amici di Dea Communication di FVG Sport Channel, appassionati di pugilato, ben ritrovati. Siamo con le nostre telecamere al Palazzetto dello Sport Manlio Benedetti di Udine per la 25esima edizione del Memorial Mario Vecchiatto di box, che vede sul ring il rientro di Nicola Pietro Ciriani, il pugile udinese che è reduce dalla sconfitta nel assalto al titolo italiano dei medio massimi lo scorso marzo. Perse a Roma contro Ricci, che poi conquistò la corona, che poi vestì per pochi mesi. Nicola Ciriani, che dopo un eccellente inizio di carriera da professionista con 9 vittorie in altrettanti incontri e con 7 incontri terminati prima del limite, stasera si ripresenta contro un ungherese assai temibile, vale a dire Josef Rax, che è arrivato in Friuli con all'attivo un solo incontro da professionista, peraltro vinto, ma con in bacheca anche tutta una serie di incontri da dilettante che lo hanno portato ai vertici della sua categoria nel pugilato magiaro. Eccolo Rax che è salito sul ring del Pala Benedetti e si attende l'ingresso di Nicola Ciriani, che sarà certamente salutato dai suoi tifosi con un'ovazione. Ciriani, che al Memorial Vecchiatto si è messo in evidenza da dilettante e anche da professionista. Ha fatto vedere la sua grande tecnica, la sua grande abilità pugilistica. Eccolo Nicola Ciriani, seguito dal tecnico Gianluca Calligaro, che l'ha seguito fin da quando Nicola ha cominciato a tirare i primi pugni nella palestra di box del Palasport Benedetti. Nicola Ciriani sale sul ring al 25esimo Memorial Mario Vecchiatto. Il saluto di Nicola, che è tirato per l'occasione, grandissima forma fisica e psicofisica, il pugile dei Rizzi. Strada alle porte di Udine, nei pressi dello stadio Friuli, che ormai è stata quasi soprannominata la cittadina di Nicola Ciriani, che proviene proprio da lì. La presentazione ufficiale dei due pugili: alla sinistra, nell'angolo in basso a sinistra, angolo blu, Josef Rax, ungherese, mentre all'angolo rosso, mentre l'arbitro va a verificare la strumentazione, c'è Nicola Pietro Ciriani. Siamo tutti pronti ad alzarci. Grazie. L'inno nazionale magiaro segue ora l'inno nazionale italiano di Pietro Nicola Ciriani.
dentro del palazzetto dello sport Mario Benedetti, dei tifosi di Nicola Ciriani per questo 25esimo Memorial Mario Vecchiato, ed è sul ring pugili professionisti nella categoria dei medio massimi. Angolo sinistro, angolo blu, calzoncini neri con banda bianca, l'ungherese Josef Rax al suo secondo incontro da pro, il primo l'ha vinto e anche facilmente. All'angolo rosso, calzettoni ovviamente tutti neri, all black, Nicola Ciriani. Segue le ultime indicazioni del tecnico Calligaro e ora prima ripresa tra i due pugili. Ciriani che deve dimostrare di avere smaltito la delusione per la sconfitta all'assalto del titolo italiano dei medio massimi contro questo Josef Rax, che in patria è descritto come un più che discreto, per non dire eccellente combattente, categoria dei medio massimi. E pronti al gong della prima ripresa. Si parte. Ciriani che ha abituato i suoi tifosi a partenze a razzo, subito di grande ritmo, tanto che nei primi incontri della sua ancora giovane carriera aveva stupito un po' tutti per la velocità con cui riusciva a mettere al tappeto o comunque mettere in difficoltà, in seria difficoltà l'avversario. Adesso fasi di studio, allunga comunque già un paio di colpi, una combinazione destro-sinistro Ciriani, si difende Rax, ancora il gancio sinistro di Ciriani al volto di Rax che è alle corde, già Ciriani tiene il centro del ring con la volontà di dominare subito fin dall'inizio questa prima ripresa. Altra combinazione con un jab sinistro di Ciriani, ma adesso risponde Rax con un colpo al volto. Ciriani prova a rispondere, perde leggermente l'equilibrio del Maggiaro, legano i due pugili ma poi si riprende con l'arbitro che gli slega e fa ripartire l'azione di studio. Ciriani prova l'attacco chiudendo all'angolo l'avversario, poi lega, infatti l'arbitro richiama subito Rax, ancora Ciriani con la sua guardia a destra, lì il suo jab sinistro, ma poi pronto a partire il montante, una serie di combinazioni di Ciriani, subito in grande difficoltà Rax che prova a resistere, prova a spingere via l'avversario, ma prima ripresa già favorevole al pugile di casa che attacca ancora, sempre Ciriani, alta combinazione, Rax alle corde, deve rifugiarsi nel legare Ciriani, interviene ancora l'arbitro, sempre a centro ring il pugile udinese, prova a saltellargli incontro Rax nel tentativo di evitare gli allunghi di Ciriani, che però lì è pronto col montante destro, pronto per far partire il suo pugno migliore. Ciriani che è comunque dotato di discreta tecnica individuale, oltre che di una potenza certamente eccellente per questa categoria. Due colpi di Rax che colpiscono Ciriani al volto, Ciriani reagisce, chiude alle corde l'avversario che poi sfugge, e questo però non è un colpo regolamentare, difatti l'arbitro se ne accorge, con il polso ha colpito Rax, non si fa, si riprende ancora Ciriani che prova a stringere l'avversario all'angolo, poi allunga un montante, Rax, Ciriani incassa bene, si riparte, altri colpi di combinazione del pugile friulano, Rax lega, Ciriani prova a lavorarlo al corpo, prova a entrare nella guardia del boxer Maggiaro che risponde e si resta lì sulle corde. L'arbitro fatica un po' a slegare i due pugili, ancora colpi di contenimento da parte di Rax con l'obiettivo di tenere lontano Ciriani, che nel colpo a colpo è certamente più efficace, lo si è visto già in questa prima ripresa. Ecco perché Rax prova a non dare il ritmo a Ciriani. Suona il gong dei primi 3 minuti di questa prima ripresa, secondo il mio personalissimo cartellino, favorevoli a Nicola Ciriani. Vi lascio godere della vista della miss che chiama la seconda ripresa. E i CDC di sottofondo per caricare ancora di più di adrenalina il match, con il pubblico del Palla Benedetti che ritma con gli applausi il suono della musica degli CDC.
e si riprende con il gong. Dopo il gong con la seconda ripresa, la prima, lo ricordiamo, secondo me è stata appannaggio di Nicola Ciriani. Gong via, secondo round, incontro di professionisti medio-massimi al 25esimo Memorial Mario Vecchiato al Palazzetto dello Sport Manlio Benedetti di Udine. A casa il tempio dello sport udinese, ha sede proprio in questo impianto la sede dell'associazione pugilistica udinese, che è l'alma mater di Ciriani, che adesso attacca e inizia subito il secondo round con una serie di combinazioni al corpo, serie di montanti per scardinare la difesa del Maggiaro, che lega per non cadere vittima della potenza di Ciriani, che adesso sfugge a un gancio destro che poteva essere pericoloso da parte di Rax. Adesso Ciriani a testa bassa, l'arbitro richiama i due pugili, dice a Rax intanto non colpire con il polso. Ciriani, nel momento in cui gli viene dato l'occasione di colpire, va subito ad attaccare, combinazione al corpo, e Rax mette il ginocchio sul tappeto, viene contato Rax, per cui Ciriani ormai in discesa a questa ripresa, prova a reagire Rax, ma Ciriani sente l'odore del sangue, si avventa sull'avversario, lo stringe le corde nell'angolo, una serie di combinazioni al corpo, al volto del Maggiaro, che abbassa ancora la testa. Infatti l'arbitro gli dice giustamente: tieni la testa alta e combatti. Ciriani capisce di avere messo in pugno, allora insiste ancora all'angolo. Rax sfugge al gancio di Ciriani, Rax che però mette ancora il ginocchio a terra e l'arbitro manda Ciriani di nuovo all'angolo. Rax ginocchio a terra, è contato 7, 8, 9 e l'arbitro dice stop, basta così. Rax non dà segni di poter continuare l'incontro. Ciriani va a cicerarsi delle condizioni, infatti Nicola chiede all'arbitro: ma è finita qui? Sì, dice l'arbitro, stop all'incontro, KO tecnico ancora una volta, KO tecnico. Nicola Ciriani si conferma un picchiatore e ottiene la sua 8ª vittoria su 10 incontri da professionista, prima del limite. KO tecnico alla seconda ripresa, match durato una ripresa e mezzo, meno di 2 riprese sostanzialmente, circa 5 minuti. Tanti sono bastati a Nicola Ciriani per aver ragione di Josef Rax. Ed ora dovremo sostanzialmente attendere il verdetto dei giudici, che più che altro solo per una conferma ufficiale di una realtà sostanziale già accertata. Nicola Ciriani ha vinto il suo 8º incontro da professionista, 5 minuti, e anche Rax è andato al tappeto. I baci di Nicola verso il suo pubblico, qualche fischio, anche perché chiaramente c'era più di qualcuno che voleva godersi l'incontro più lungo per lo spettacolo, anche per un discreto pubblico al Palazzetto dello Sport Manlio Benedetti. Noi di FVG Sport Channel ci siamo di casa a Palla Benedetti, non potevamo mancare per questo 25esimo Memorial Mario Vecchiato, che è stato preceduto anche da una serie di incontri nelle categorie giovanili Youth e Elite, per una manifestazione, una riunione che attira sempre l'attenzione dei grandi appassionati di pugilato, che sono tanti in Friuli Venezia Giulia e non solo, diciamo a nord-est. E adesso Nicola Ciriani può festeggiare il suo successo. Lo ricordiamo, per Ciriani si tratta della 10ª vittoria negli 11 incontri da professionista. Attendiamo il verdetto, ma è solo per l'ufficialità e per la forma. Nicola Ciriani dalla Mandabacci. Vince a 1 minuto e 30 della seconda ripresa per KO tecnico Nicola Ciriani.
trovato di rito per i due pugili. Mi aspettavo un po' di più da questo Josef Rax, ma è chiaro che dover subire la potenza, la prepotenza anche tecnica di Nicola Ciriani fin dalle prime battute, dai primi pugni, è stato complicato anche per il boxer Maggiaro, ma noi siamo contenti per avervi raccontato anche questa ennesima vittoria, la 10ª della sua carriera da professionista su 11 incontri di Nicola Ciriani, che adesso viene anche congratulato da Massimo Duca, il vicepresidente dell'associazione pugilistica udinese, e entrambi si godono il saluto delle miss e la soddisfazione per la vittoria. Adesso Ciriani saluta anche l'arbitro Hayet Mami, e noi vi salutiamo qui. Avremmo voluto raccontarvi un incontro un po' più lungo, ma siamo contenti per Nicola Ciriani, che dunque saluta il pubblico. Un arrivederci, su FVG Sport Channel ci sarà sempre grande box.